Buonasera a tutti, scusate il ritardo, abbiamo fatto prove su prove, ma qui la connessione è veramente debole. Vi parlo dall'Infinity Sport Village di Abano Terme per raccontarvi la sfida di Coppa appena iniziata tra Pernumia e Martellago Calcio a 5, la sfida di Coppa Veneto di C2, girone B. Martellago che attacca da destra a sinistra in completo nero con il portiere che è Davide Brugnolo con la maglia gialla, pantaloncini e calzettoni amaranto, mentre risponde il Pernumia in completo verde, nero, verde con il portiere verde fluo, verde chiaro. La partita è iniziata da pochi secondi, adesso appena è possibile vi leggerò le due formazioni. Intanto calcio d'angolo subito per il Pernumia su una disattenzione difensiva della squadra ospite. Cominciamo appunto dalla squadra ospite con la novità oggi per problemi di under. Ci sono 3 portieri nei 12 convocati da mister Canuto: Ilias Bayram, Ballarin Matteo. Bentornato Ballarin Matteo, rientro da un lungo infortunio. Poi ci sono Furlanetto, Musolino, Nashin Ben, Marinello è il capitano di oggi, Salviato, Silvestri che è l'altro under, Barbazza, Brugnolo, Cavaglià e Benato. Il mister, come già detto, è Matteo Canuto. Risponde la formazione di casa con Voltan, Pinciroli, Piva, Baraldo, Nicolazzi, Almeida. Tanto Cavaglià si spinge in avanti, cerca la conclusione, non trattiene il portiere. Poi il pressing di Cavaglià che non riesce ad arpionare la sfera. Dicevamo Voltan, Pinciroli, Piva, Baraldo, Nicolazzi, Almeida, Marzari, Benetton, Piovan, Pandini, Roncone, Rigato. Il mister è Vito Nico Scarciolla. Dirige la gara la signora Benedetta Fugalli della sezione di Rovigo. Giornata di Coppa, come dicevamo, di Serie C2 Girone B. Questa è l'ultima gara del Pernumia. Sono 5 squadre nel nostro Girone B. L'occasione per Salviato, la respinta del portiere di casa, vale a dire il numero 12 Marzari Mattia. Benato intanto, ancora Marzari respinge, riparte il Pernumia con il Martellago che tiene il pallone in gioco, lo fa con Brugnolo ma il pallone è uscito, dice il direttore di gara. Fallo laterale all'altezza della metà campo dal lato panchine. Le altre squadre che fanno parte di questa mini classifica di 5 squadre, Compagnia e Malo, ormai già con il passaggio del turno con 9 punti, poi tutte squadre a 3 punti, tra cui noi il San Vemille, il Calcio 2000. Il Pernumia è ultimo a 0 punti. Pernumia che è anche in girone con noi in campionato, è terzo in classifica con 24 punti. Noi siamo quinti a 16 punti. Abbiamo già giocato, abbiamo perso qui in campionato. Era venerdì 24 ottobre, la quinta giornata del campionato. Abbiamo perso per 3 reti, con 3 reti a 1. Per 3 reti a 1. Questo invece è la Coppa Veneto. Noi intanto siamo in campo con Brugnolo, Nashin Ben, Benato, Cavaglià e Salviato. Salviato va via un avversario, Salviato la mette al centro, non arriva Benato. Altra occasione per il Martellago. Qualche minuto di ritardo, abbiamo fatto partire anche il nostro cronometro. Si gioca già da 7 minuti circa. Un rimpallo qui ci sfavorisce, la rimessa laterale è per i padroni di casa. Pandini con la maglia numero 22 cambia lato, gran gioco di gambe del numero 9 Nicolazzi. Nicolazzi va al tiro, Brugnolo su Nicolazzi che è andato via a Cavaglià sulla sinistra, si è accentrato. Brugnolo cala la prima parata del match.
Benato dall'altra parte, cerca il sinistro, la parata dall'altra parte di Marzari Mattia. Corner per noi questa volta, ci va lo stesso Benato. Salviato, svirgola, c'è deviazione, calcio d'angolo. Chiama schema Lollo Cavaglià, dateci un check se si sente, chiediamo ancora scusa per il ritardo, ma ci sono grandi problemi di connessione qui in questo palazzetto. Benato da fuori, la difesa del Pernumia cerca di allontanare la sfera nonostante il forte pressing della nostra formazione. Ci guadagniamo una rimessa laterale, ci va il nostro 10 Salviato. Prossima sfida in casa in campionato, giochiamo 2 volte questa settimana, oggi in Coppa, venerdì in campionato contro lo Scorzè. Siamo fuori casa ma siamo sempre lì all'U Center, vi anticipo già che non sentirete la mia voce, io purtroppo non ci sarò. Nascimben, Cavaglià sulla sinistra, questa volta Lollo scambia con Nascimben, 1-2, Nascimben allarga, poi Cavaglià per Salviato, ancora Lollo, spalle alla porta, altro tacco per Nascimben, destro deviato, la rimessa laterale per i nostri ragazzi, anzi no, era palesemente nostra, l'arbitro ha avuto un abbaglio, ha chiesto anche sbalordito il loro numero 22, ma come è nostra ha detto sì il direttore di gara su Pandini. Attenzione, brutta palla persa, contropiede, 2 contro 1, ancora il numero 22 Brugnolo, occasionissima per il Pernumia, ci salviamo e ripartiamo con Benato, Benato, Salviato, la parata di Marzari. Lollo cerca lo scambio, tocca per ultimo il pallone che rimane in campo, ancora Lollo, Nascimben, alto ritmo in i primi minuti di gara, in questo primo tempo, poi Cavaglià cerca il destro, Salviato non arriva sul secondo palo, anticipato dal portiere di casa. Tante occasioni per il Martellago, una clamorosa un istante fa per il Pernumia. Ecco i cambi, dentro Marinello, capitano oggi, e dentro Furlanetto. Cavaglià alto, sono usciti Nascimben e Benato, pronti anche Barbazza e Musolino. Corner per noi, anzi rimessa laterale credo, quasi corner, no proprio corner, poco cambia, si batte da lì, corner, confermato, Furlanetto all'indietro per Marinello, ancora Furlanetto, viene anticipato, riparte il Pernumia ma la palla è uscita. Dicevo, non sono pari le giornate giocate in questa Coppa perché sono... Intanto Barbazza appena entrato, scambia con Marinello, Marinello vuole andare al tiro, fuori di poco. Non sono pari queste giornate di Coppa perché nel girone B Sanve 1000, Martellago e Calcio 2000 hanno giocato 2 partite, 3 con quella di oggi, mentre Compagnia Malo e Pernumia giocano la loro quarta e ultima partita del girone. Pernumia fermo a 0 punti. Al momento la classifica, anche per la differenza reti o scontro diretti, vede la Compagnia Malo assolutamente prima con 9 punti. Poi c'è il Sanve 1000, il Martellago e il Calcio 2000. Calcio 2000 che sarà la nostra prossima avversaria in Coppa, se non vado errato, il 21 gennaio in casa all'U Center di Spinea. Dateci un check sui commenti, cercherò di leggervi. Abbiamo fatto partire, credo sia la terza diretta questa di stasera, non riusciamo a beccare il segnale giusto. Ora spero di offrirvi una buona visione, e per l'audio, se si sente bene fatecelo sapere, altrimenti... Ecco, con Filippo Barbieri che ci scrive: Forza Leoni, si sente da Leonardo Bono. Poi Gianda ci scrive si sente, e anche Marco Troleset che ha fatto il debutto venerdì scorso in casa. Abbiamo perso col Milano 3-0, importante debutto per Marco che ci scrive forza ragazzi con i colori giallo-neri. Marinello da fuori cerca l'incrocio dei pali opposto, senza successo, può ripartire
il portiere. Intanto ovviamente saluto tutti voi collegati, vedo che siete in 18, se ci fate un piccolo favore di iscrivervi al canale, è gratuito, trovate lì la finestrella con scritto iscriviti, ci date una mano a espandere la nostra visibilità. Condividete il video su WhatsApp, sugli stati vari di Facebook, Twitter, Instagram, dove volete. Condividete. Attenzione, Marinello, cerca il tiro, raccoglie dopo un impallo Barbazza, troppo forte il passaggio verso Furlanetto, Barbazza fuori di poco. Occasione per sbloccare la gara, siamo 0-0. Si gioca da più di 23 minuti, il cronometro sopra la vostra destra è partito in ritardo come questa telecronaca. Siamo nel primo tempo, 0-0 il punteggio, 0-0 i falli. Novità di formazione, insomma, per noi abbiamo 3 portieri con il discorso della regola di avere gli 3 under nei 12. Oggi è il compleanno del nostro mister in seconda, Walter Cappello, lo vedete seduto lì in panchina a prendere i suoi appunti, a fare lo scouting preziosissimo per i nostri ragazzi. Barbazza, Marinello, sale il pressing del Pernumia con il nuovo entrato, il numero 13. Poi Furla perde un brutto pallone, riparte il loro numero 10 che è Mancino, rientra sul Mancino, calcia, chiuso dalla difesa. Perdiamo troppi palloni, ma siamo bravi a chiuderci. Molto rapido il possesso palla anche del Pernumia, si alza anche il pressing di Barbazza, il pallone è già uscito, se n'è accorto in tempo il direttore di gara Fugalli della sezione di Rovigo. Furlanetto, Musolino in campo, adesso sulla destra, ancora Furla con un numero, non gli riesce, poi un contrasto regolare a metà campo, riparte la difesa del Pernumia. Ancora la squadra locale in possesso palla. Benetton intanto sulla sinistra vuole girarsi, ci riesce, vince un rimpallo, poi il pallone esce, il fallo laterale è per la nostra formazione. Furla, Barbazza, spalle alla porta, Barbazza cerca l'1-2, non riesce, contropiede pericoloso del Pernumia con il numero 10 che se ne va tu per tu con Brugnolo, la mette al centro, il gol del numero 24, Rigato Filippo, sblocca il match in contropiede, gran giocata di Almeida che la mette al centro per Filippo Rigato. 1-0 per i ragazzi del Pernumia che sbloccano la gara. Circa al 16° minuto del primo tempo, siamo sotto. Marinello, Barbazza, ancora Marinello, Furlanetto, il pallone è uscito, la rimessa laterale per i padroni di casa che sono in vantaggio per 1-0. Gol preso in contropiede. Poi c'è un fallo su Barbazza, si prosegue per il vantaggio, Furla va via, Furla la può mettere al centro, non ci arriva, vediamo se il direttore di gara dà il fallo cumulativo, no, ha giudicato regolare l'intervento a metà campo. Barbazza intanto si accontenta del fallo laterale, lo batte Elia Musolino. Marinello gioca ancora verso Elia, serie di finte di Musolino, poggia per Furlanetto, rientra tra poco Salviato sul terreno di gioco, intanto Barbazza sulla destra, cerca di andare via Barbazza, giocata di Suola, va via 2 avversari, anche al terzo però se la allunga troppo, il pallone esce in fallo laterale. Sale il pressing del Martellago.
secondo il sito di tuttocampo.it si è giocata ieri calcio 2000 Sanve 1000, ma non c'è il risultato, quindi o non è stato inserito oppure è un errore di data, mentre l'ultima giornata sarà mercoledì 21 gennaio con la nostra squadra in casa contro il calcio 2000, il Sanve 1000 contro la Compagnia Malo. Tanto Brugnolo cala un'altra parata, Musolino cerca con un pallonetto Barbazza che prova a calciare al volo, la tiene giù Marzari. Marinello intanto pronto a tornare in difesa, a sfidare il numero 23 in maglia verde, che torna indietro verso Almeida, sbaglia il primo controllo, Almeida contro Salviato, Almeida prova ad andare via, subisce il fallo, primo fallo del match. Altro giro cambi per mister Canuto, fuori Musolino e Barbazza, dentro Cavaglià e Benato. Entra intanto anche il capitano Simone Piva. Calcio di punizione, chiedono le distanze, quindi si dovrà aspettare il fischio del direttore di gara, che arriva in questo istante. Il primo fallo del match. Se n'è già andata la prima metà del primo tempo, siamo sotto 1-0. Per assurdo il Martellago ha avuto più occasioni rispetto al Pernumia, che però ha saputo sfruttarla meglio. Grande aggancio di Cavaglià, Lollo il tiro, gol! Lollo la pareggia, 1-1. Gol da pivot di calcio a 5, si gira, spalle alla porta, spara la palla all'angolino. 1-1 Lollo Cavaglià. 1-1 e palla al centro. La nostra prima partita è stata persa in casa del Compagnia Malo per 6-3. Grande aggancio di Nashin Ben, che Lollo riconquista un altro pallone, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Poi Nashin Ben bravo a chiudere un lancio lungo del portiere. Poi la seconda partita è stata vinta in casa da noi per 5-2 contro il Sanve 1000. E adesso siamo 1-1. Qui in casa il Pernumia. Brugnolo esce, lascia a Nashin Ben, che mette in movimento Cavaglià, il pallone è uscito. Non riesce a controllarla bene il nostro Lollo, mentre vedendo il cammino del Pernumia ha perso la prima gara in casa del calcio 2000 per 5-4, ha perso qui in casa 2-4 con la Compagnia Malo, ha perso 5-1 in casa del Sanve 1000 e ora siamo 1-1 qui al Palace 7 Infinity, all'Infinity Sport Village, mi correggo, Infinity Sport Village. Tanto palla persa dal Pernumia, riusciamo a respirare in questa rimessa laterale per i nostri ragazzi, con Brugnolo che si era già portato alla parte opposta del campo per ricevere palla. Siamo in avanti adesso con Lollo che scarica all'indietro su Nashin Ben. I saluti da Gianmarco, Sebastian e Mattia sui commenti mentre riparte il Pernumia. Vi vedo in 18 collegati, siete tantissimi questa sera. Di solito la coppa non attira quanto il campionato, però veramente tanti per questo mercoledì sera. Cavaglià, Nashin Ben, Brugnolo la mette fuori perché ha visto un giocatore, il numero 7,
che aveva qualche problema, infatti esce Baraldo, Alex e il Pernumia sportivamente ci restituisce il pallone, quindi Brugnolo batterà la sua rimessa dal fondo. Si gioca con Salviato, adesso largo a destra, Salviato per Benato, Salviato, Cavaglià, bella azione dei ragazzi, si cerca il secondo palo, non si arriva alla conclusione, peccato, ripartenza del Pernumia con il numero 9 che scatta e Nashin Ben in scivolata su Nicolazzi. Poi questo cambio lato senza successo. Sei minuti circa al termine del primo tempo. Ripeto, non guardate il nostro tabellone in alto a destra che segna meno 13:30. Siamo partiti un po' in ritardo. Salviato, Cavaglià, spalle alla porta, Lollo, ancora Lollo per Nasci, Lollo, Salviato, ancora Lollo di prima, bella palla di Lollo per Benato, Benato, Salviato, il pallone non passa. Poi attenzione a questa palla vagante, la riconquista il Pernumia con il numero 1, poi Brugnolo in scivolata. Il pallone resta ancora in campo clamorosamente, non è uscito, ha percorso quasi tutta la linea laterale. Benato cerca l'intercetto senza successo. Adesso ce la guadagniamo la rimessa laterale con Lollo, autore del gol dell'1-1. Benato sulla sinistra va a sfidare il capitano locale, poi Nashin Ben, Salviato si abbassa a ricevere la sfera, la restituisce a Nasci. Benato, Nashin Ben, guadagniamo metri, ancora Nasci, torniamo indietro da Salviato. Benato, c'è spazio, sinistro, fuori di poco di Alberto Benato. Riparte la formazione di casa. Benato, mamma mia, stava prendendo il pallone in aria, si guadagna un calcio d'angolo importante. Benato, l'arbitro conta i secondi, Nashin Ben da fuori, Salviato, ancora Nashin Ben, Salviato, Cavaglià, Nashin Ben in scivolata. Calcio d'angolo. Chiede il cambio il direttore il giocatore che ha ricevuto si tratta del numero 20 no, non c'è, 21 credo, Piovan, ed entra di nuovo Almeida. Corner per noi. Cavaglià cerca di sorprendere il portiere sul primo palo con una deviazione, si guadagna un'altra rimessa laterale. Ancora Lollo, Salviato, da fuori Benato, Lollo, doppietta di Lollo Cavaglià, 2-1. La ribaltiamo con la doppietta di Lollo, siamo in vantaggio. La doppietta di Lollo Cavaglià. E dunque in questo momento ci portiamo, ma in solo questo momento, è ancora prestissimo, ci portiamo a 6 punti. Attenzione, occasione per il Pernumia subito di pareggiare, ci salviamo e ripartiamo in contropiede con Benato che va via 2 avversari. Benato forse esagera nel dribbling, il pallone è uscito, rimessa dal fondo per Marzari che batte corto. Cavaglià intanto va a disturbare il possesso palla difensivo. Nulla di fatto su questa rimessa laterale dei padroni di casa. Ci avviciniamo allo scadere del primo tempo. Pronti Furlanetto, Barbazza e Musolino a entrare, e anche Marinello. Cambia tutto il quartetto mister Canuto, almeno si prepara a cambiarlo.
Lancio lungo verso il numero 9 che la mette giù, spalle alla porta contro Nashim Ben ancora. Poi Benato arriva ad aiutare il compagno. Il pallone però è in favore dei ragazzi di casa. Tutti pronti fuori per un tiro. Partono i blocchi. Poi il numero 5 colpisce il palo con Brugnolo che la tocca. Brugnolo che la tocca. Miracolo di Davide Brugnolo che mette la palla sul palo. Vicinissimo il Pernumi al pareggio. E la rimessa è ancora per i ragazzi locali. Brugnolo pronto su questo lancio lungo a tenere il pallone con i piedi. Serve Furla Lollo. Intanto 2 cambi su 4 fatti da mister Canuto. 4 intendi giocatori che erano pronti a entrare. Almeida sinistro da lontano, serie di finte, ancora Almeida, bravissimo con il gioco di suola, giocatore veramente completo da calcio a 5, il numero 10 avversario, si destreggia, poi serve il numero 9 sulla sinistra, ancora Nicolazzi, sbaglia il passaggio, riparte Barbazza, fermato da Almeida, un rimpallo, Salviato, tenta il tiro, Alessio Salviato, 1-3. Gol importantissimo che allunga il punteggio di 2 gol dopo che il Pernumi aveva rischiato di pareggiarla con il palo. 3-1 di Alessio Salviato da lontano. Ha calciato e ha trovato l'angolo basso libero. Per quanto riguarda invece il campionato, vi dicevo prima, il Pernumi ha perso lo scontro diretto, secondo fallo intanto della gara, sempre fatto dal Martellago, ha perso lo scontro diretto in casa 4-1 contro il Valli Futsal Chioggia, mentre noi veniamo da una sconfitta anche noi 0-3 in casa contro il Mirano. Queste partite hanno cambiato, hanno smosso la classifica dei primi posti. Giornata 11 invece prossimo, questo venerdì 19, il Pernumia va a Mestre al Franchetti in casa del Flaminia. Noi invece sempre al Lussenter, però fuori casa contro lo Sporting Scorzè, il derby diciamo dell'Antares, se possiamo dire così. Scorzè Martellago, Antares è il palazzetto, il nome di una volta, il derby del Lussenter. Riparte il numero 22 del Pernumia che però subisce il fallo, la gamba alta al giallo. Giallo per Elia Musolino, terzo fallo e time out chiesto dal mister locale Scarciolla. Quindi si ripartirà dopo il time out da un calcio di punizione in favore dei padroni di casa. 3-1 il punteggio per il Martellago che però ha commesso 3 falli contro gli 0 del Pernumia. Quindi preparerà sicuramente uno schema, visto la chiamata al time out su un calcio di punizione, mister Scarciolla. Seguiamo questo calcio di punizione. Posizione quasi centrale, vediamo il Almeida prende posizione, Pinciroli fischia, deve fischiare il direttore di gara.
Deve fischiare il direttore di gara. Barriera 2 per Brugnolo, si stacca Barbazza, rimane solo Furlanetto, vediamo Tommaso Pinciroli, la sua scelta, la conclusione. Brugnolo in anticipo, era rimasto completamente libero Pandini sul secondo palo, libero di colpire. Brugnolo in spaccata, in anticipo. Almeida da fuori, Marinello, ripartiamo, proviamo il contropiede con Barbazza, Marinello può andare, si allarga, Marinello, gioco di gambe, perde il pallone, poi vediamo la decisione del direttore di gara, la rimessa laterale per noi. Lo dice l'arbitro Fugalli della sezione di Rovigo, decide così. Se non sbaglio dovrebbe essere, eccolo qui, stavo dicendo, finisce qui il primo tempo, 3-1 per i nostri ragazzi. Ci vediamo tra 5 minuti circa, buona pausa a tutti.
Rieccoci ricollegati qui in diretta dal nostro canale YouTube Martellago TV. Rinnovo l'invito a iscrivervi. Giornata di Coppa, secondo tempo, Serie C2, Coppa di Serie C2, Girone B come il campionato. Questa è la Coppa Veneto. Si riparte dal 3-1 per i nostri ragazzi. Siamo andati sotto 1-0, poi una doppietta di Lollo, Cavaglia e Salviato hanno portato il risultato sul 3-1. Ripartiamo con Brugnolo, Salviato, Nascimben, Benato e Cavaglia. Se non sbaglio era anche il quintetto iniziale del primo tempo. Dirige l'incontro la signora Benedetta Fugalli della sezione di Rovigo. Che dà il fischio di ripresa in questo istante. Cronometro partito giusto, 29 minuti e 56 secondi da giocare. Dobbiamo guadagnarci assolutamente i 3 punti per sperare nel passaggio del turno, ma oggi è l'ultima partita, la quarta del Pernumia. Intanto Brugnolo si guadagna un calcio d'angolo in questo lancio lungo. Noi giochiamo un'altra partita il 21 gennaio in casa contro il Calcio 2000. Nascimben, finta, Lollo, poi il pallone per Benato, scusate, ancora Lollo, la mette al centro, non arriva nessuno, a porta sguarnita, allontana la sfera il Pernumia. E allora riparte il Martellago con il possesso palla. Cavaglia, Salviato, secondo palo, se lo divora Benato. Spara altissimo questo pallone a 1 metro dalla porta praticamente vuota. Peccato, vicinissimi all'1-4. Rimessa laterale per i nostri ragazzi. Corregge il punto di battuta il direttore di gara, Benato. Nascimben, Salviato, rischiamo in questo passaggio, si riparte, Salviato rischia di perdere palla, poi ancora Nascimben, Brugnolo. Salviato la tiene in campo. Salviato, Cavaglia, spalle alla porta, Lollo, ancora Lollo, cambia lato, va da Benato, finta di calciare sul secondo palo, il pallone lo recupera il numero 7 avversario e poi la palla finisce tra le braccia di Marzari che lancia lungo, Cavaglia intercetta dopo un rimpallo. Nascimben, 27 minuti e 30 secondi da giocare, qui calcio d'angolo regalato al Pernumia. Qualche errore di troppo in questo secondo tempo dal punto di vista dei passaggi. Angolo per i locali che vanno in avanti con il numero 7 Baraldo, carica al destro Brugnolo, sicuro, blocca la sfera e fa ripartire Lollo. Salviato, ancora Lollo, ancora Cavaglia, autore di una doppietta finora. Da segnalare un cartellino giallo per Elia Musolino nel primo tempo. Il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 3-1 dei gol, 3-0 i falli fatti tutti e 3 dal Martellago. Pronto a entrare Furla. Praticamente sono sempre entrati tutti tranne i 2 portieri. Attenzione al contropiede del Pernumia e il numero 9 segna il gol del 2-3. Nicolazzi Giacomo accorcia tutto solo sul secondo palo, non può fare nulla Brugnolo. Due a 3. Dunque
Ancora Pernumia in avanti, Brugnolo chiude questa volta il numero 9. Stava già andando a fare la sua doppietta personale e già a pareggiare la partita. Come cambiano le inerzie della partita in questo sport, Si mangia il 4-1 il Martellago, 2-3 e quasi 3-3 del Pernumia. Salviato, contropiede Martellago questa volta. Pallone per Furla, Cavaglia, Furla sul secondo palo, viene fermato sul più bello. Si salva il Pernumia che poi prova un lancio lungo senza successo. È stata aggiornata la partita di ieri, calcio a 5, calcio 2004, Sanve 1005. È arrivato adesso l'aggiornamento. Avevamo provato a vederlo nel primo tempo, ma non c'era. Ancora il possesso palla del Pernumia, senza successo questo sinistro del capitano Piva, Simone. Piva e Benetton, rispettivamente 86 e 85, sono i più grandi di età della squadra locale. E allora adesso Cavaglia, Salviato, Cavaglia, ancora Lollo, fuori. Ci guadagniamo una rimessa laterale su questo pressing, facciamo sbagliare la difesa del Pernumia. Salviato chiede saggiamente il punto di battuta. Rimessa laterale affidata al nostro numero 10. Pronti Musolino e Barbazza a entrare sul terreno di gioco. Furlanetto prova ad andare via con un doppio passo, viene chiuso dal numero 9, poi Cavaglia recupera un ottimo pallone, serve Salviato. Ancora Nicolazzi a chiudere, è dappertutto questo giovane classe 2008. Poi Cavaglia sul secondo palo, centra Furla che non riesce a correggere ancora il tiro in porta. E allora ripartiamo noi, poi loro. Altra occasione con il numero 13, Brugnolo, un miracolo. È andato giù come un gatto sul tentativo di Benetton. Occhio allo schema da rimessa laterale. Piva cambia lato su Giacomo Nicolazzi. Poi Benetton, ancora il tiro del numero 7 chiuso da Nascimben. Cavaglia, Salviato, bella ripartenza. Cavaglia, ancora Lollo, spalle alla porta. Salviato per Cavaglia, mamma mia, si stava per chiudere un triangolo meraviglioso da vedere. Riparte il Pernumia, poi non c'è fallo, è caduto molto dopo il contatto di Nascimben, forse questo ha giudicato il direttore di gara. Poi Nascimben ancora e Furla li calcia via il pallone. Partita secondo tempo ad altissimo ritmo, 22 minuti da giocare, 3-2 per il Martellago, occasioni continue da una parte e dall'altra, ripartenze contro ripartenze. Fuori Nascimben, dentro Marinello. Furla. Marinello per Salviato. Cambia lato. Marinello. Barbazza, ancora Marinello. Barbazza con il petto, non riesce a mettere giù la rimessa laterale per il Pernumia. Stavo dicendo prima del gol del 3-2, sono entrati quasi tutti gli effettivi tranne i portieri Ilias Bayram e Cristian Silvestri e i giocatori Ballarin, Matteo, che come detto è a rientro da un lunghissimo infortunio. L'abbiamo intervistato prima del match, ci ha raccontato le sue emozioni. Sapete che anche oltre alle partite e gli short trovate anche le interviste
sul nostro canale YouTube, un altro motivo per seguirci e vedere i nostri contenuti. Ricordo che venerdì 19 purtroppo non riuscirò a raccontarvi con la mia voce la partita, tanto altra occasione sul secondo palo sprecata da noi. Ci sarà comunque la diretta streaming. Musolino intanto batte la rimessa laterale, Marinello va al tiro alto di poco. Riparte Marzari. Furla, il movimento di Elia, Furla va al lancio lungo per Marinello che la mette giù benissimo. Marinello guadagna un corner. C'era Musolino pronto sul secondo palo, non c'è riuscito ad arpionare la sfera. Angolo per noi, Barbazza chiama schema, Furla, Marinello, Furla, rimessa laterale ancora per noi, Furlanetto, Marinello, Elia con il destro questa volta sfiora il 4-2, sfiora il 4-2, credo abbia toccato il palo esterno, senza deviazione, vicinissimi al 2-4. Pressing del Martellago funziona, Marinello, Elia, Elia carica il sinistro, serie di finte, Elia la mette al centro, non arriva nessuno, arriva Barbazza che la tocca per ultimo. La rimessa laterale affidata al numero 5 Pinciroli, Tommaso che appoggia Marzari. Poi ancora pressing del Martellago che ci fa guadagnare una rimessa, però dalla parte opposta del campo, cioè davanti alla nostra panchina. Marinello, Furlanetto, ancora Furla verso Elia, non ha l'appoggio, deve allungare per Marinello. Marinello chiede l'1-2 a Furla, ancora possesso palla della squadra di Mister Canuto. Furla, sale il pressing del Pernumia. Marinello bravissimo a trovare Barbazza che perde però il pallone dopo aver subito un fallo, primo fallo del secondo tempo. Primo fallo del secondo tempo, richiamato il direttore di gara, dice l'arbitro fischio io, chiede dove Furla e chiede anche la distanza, dice fischio io la direttrice di gara. Furla all'indietro per Mari, movimento dei ragazzi adesso con Furla che riceve palla, non riesce ad arpionarla, riparte Almeida che salta due avversari, ancora Almeida, vuole saltare anche il terzo, viene chiuso in fallo laterale. Possesso palla del Pernumia adesso con il numero 5 Pinciroli che si guadagna una rimessa laterale. Pinciroli ancora addosso a Marinello, chiama il movimento dei suoi compagni. Arriva Almeida, il tacco per Pinciroli, ancora verso Carlos Alberto, poi ancora Almeida, occhio al suo mancino, serie di finte, Almeida all'indietro, ancora Carlos Alberto, Brugnolo. Rimessa laterale offensiva, in zona offensiva per il Pernumia. Rimessa laterale per Furla, chiedeva l'ammonizione a un suo avversario perché si è messo davanti alla rimessa laterale. Marinello, Furlanetto per Elia, si sposta sulla destra questa volta, l'1-2 bellissimo
tra Furla e Elia, ancora Elia, secondo palo, e questa volta segniamo sul secondo palo. Ci pensa Davide Barbazza per il 2-4, ottima azione, partita tutta da una rimessa laterale e allunghiamo di nuovo di +2. Barbazza chiude il secondo palo, bravissimo Elia. (4-2) dunque, quando mancano 15 minuti. Siamo alla metà del secondo tempo, un quarto d'ora alla fine del match. Comunque vada a finire il risultato di questa partita. Termina oggi il girone comunque della Coppa per il Perrumia, che gioca la sua quarta e ultima partita del girone. Altro pressing per il Martellago, che si guadagna la rimessa laterale. Marinello per Barbazza. Barbazza va via sulla destra, si guadagna un corner e chiama già lo schema. Molto importante in questa fase del match trovare il +2, ma manca ancora tantissimo. 14 minuti circa alla fine della gara. È tanto un minuto in questo sport, anche se non c'è il tempo effettivo. Purtroppo in questa categoria io sono dell'idea di mettere il tempo effettivo in tutte le categorie, ma sapete ci vuole il secondo arbitro, cioè il cronometrista, in modo da avere un regolamento tutto uguale dalla Serie A in poi. Furla nel tentativo di proteggere la rimessa laterale concede la rimessa laterale agli avversari, che si portano in avanti e guadagnano metri. Adesso con Almeida, il migliore dei suoi finora, il numero 10, che lascia con una finta al numero 5. Ancora Almeida, attenzione al mancino. Almeida trattenuto da Barbazza, che lo morde, nel senso gli strappa via il pallone. Bruniolo bravo con il fisico a proteggere questo fallo laterale, finta di lanciare lungo, poi comodamente il pallone viene servito a Elia, che torna indietro da Capitan Marinello. Poi Furla, Marinello cerca l'imbucata, chiuso dal numero 21 Piovan. Fischia il direttore di gara, un richiamo di stare tranquillo al numero 23, che adesso si accomoda in panchina dopo la sostituzione. Vediamo se si riprende a giocare. Sì, dopo il fischio dell'arbitro. Il cucchiaio intelligente di Furla in quasi no look. Poi Nascimbene, Elia pronto Salviato, pronto Benato a entrare sul terreno di gioco. Barbazza non riesce a tenere il pallone in campo. Musolino subisce fallo, Barbazza dice di no il direttore di gara, riparte Almeida ancora, gioco di gambe, Almeida, Salviato intercetta tutti, cerca il tunnel, non li riesce, ma vince il rimpallo. Poi Salviato di prima intenzione dopo il tiro di attenzione ad Elia a sinistro, bomba, fallaccio del numero 21 che prende il cartellino giallo. Fallaccio su Elia. Brutto colpo subito da Elia Musolino nel tentativo, anzi aveva già calciato. Interviene il nostro mister Canuto con il ghiaccio spray sul ginocchio, botta forte. Giallo per il numero 21 Piovan. Seconda ammonita della gara, il primo è proprio Elia, che adesso è a terra. Per lui una ammonizione nel primo tempo.
Elia che dovrà uscire per forza di cose, speriamo ce la faccia a rientrare. Brutta botta subita al ginocchio, deve uscire anche proprio a termini di regolamento. Se vieni soccorso in campo sei costretto al cambio. Fuori Elia, dentro Benato, no, che era già in campo. No, Benato, sì, giusto, siamo in 4 più il portiere, giustamente, scusate, non ho contato bene. Quindi Benato, Barbazza, Salviato, Nascimbene oltre a Bruniolo. Parte Benato in porta, alto. Marzari, Nascimbene in anticipo, Barbazza, Salviato, Barbazza, ancora Barbazza, riceve palla, Nascimbene, Salviato, viene anticipato questa volta Barbazza, riparte Piva, Benetton sfiora la sfera, ripartiamo con Benato, serie di finte, Benato, il pallone gli resta lì, intervento pulito sul pallone, contropiede pericoloso adesso del numero 5 che va al tiro, traversa linea, ci salviamo, vicino al 3-4 il Pernumia. Partita scoppiettante, veramente emozioni a non finire da una parte all'altra. Dentro Nascimbene, Cavaglià, Salviato e Benato in questo istante, oltre a Bruniolo tra i pali. Cavaglià commette fallo. Calcio di punizione, 1-1 i falli in questo secondo tempo. Batte il capitano del Pernumia questo calcio di punizione. Benetton cerca di girarsi, Nascimbene protegge la palla. Lancio lungo di Bruniolo, Piva di testa, Salviato recupera, alza un pallonetto. Poi il pallone resta lì in possesso palla del Pernumia, troppo lungo per Benetton. Bruniolo controlla che il pallone esca in fallo laterale a 7 minuti e 40 dalla fine. Nessun time out per ora chiesto dai due allenatori, gioco fermo per magari i gol e i falli. Bruniolo intanto esce, palla al piede, la rimessa laterale per noi con Salviato. Ancora Salviato, l'esterno di Benato non ha successo, allora riparte Benetton, Pinciroli, l'altro lancio lungo, scavalcato Benato, Nascimbene, poi in mezzo a due, ancora Benato, fermato da Piva, il capitano riparte, allarga per il numero 22, spreca un potenziale contropiede il Pernumia, la rimessa laterale è per noi Pandini, non è riuscito a fermare la sfera. Cavaglià recupera la palla per battere la rimessa laterale, serve Davide Bruniolo, il lancio lungo per Salviato, fuori misura. Sei minuti e mezzo alla fine, Martellago in vantaggio di 2 reti, 4-2 il risultato, 3 nel primo tempo. La doppietta di Lollo e Salviato e Barbazza nella ripresa. Un gol per tempo del Pernumia, che era andato anche in vantaggio nel primo tempo per 1-0. La rimessa
per noi già battuta. Salviato sulla sinistra, all'indietro per Nascimben, fuori il pallone di Nasci, recupera il capitano Piva. Nasci, ottimo anticipo Nasci, prova la puntata verso Lollo, chiede scusa Nasci. Siamo anche un po' stanchi in questa fase della gara. Mese di dicembre un po' strano per la C2. Attenzione, Salviato va via. Salviato a porta vuota. Lollo spara alto, clamoroso. Occasionissima per il 2-5. Nascimben, Benato. Benato, arriva Cavaglià. Benato va al tiro. Palo esterno. Altro palo, credo. Pallone è uscito di un niente. Non c'è deviazione. Sì, calcio d'angolo, calcio d'angolo. Quindi grande parata di Marzari. Grande parata di Marzari. Calcio d'angolo per noi. Salviato cerca il secondo palo, non arriva Benato. Dicevo un mese un po' strano questo per le partite di dicembre, perché venerdì 5 era tutta ferma la C2 girone B. E adesso si è giocato poi venerdì 12 in casa contro il Milano, abbiamo perso 3-0, ma adesso mercoledì. Tanto c'è un fallo del Martellago, fallo di mano in attacco, secondo fallo del secondo tempo. E poi quindi questa settimana 2 partite, Coppa e campionato. Attenzione al Pernumia, in avanti Bruniolo ci tiene sul +2, poi Benato fuori con il corner guadagnato. Rimessa laterale, non corner, scusate, da qui non abbiamo un'ottima visuale. Adesso c'è il corner su questa parata di piede di Marzari. Salviato! Lasciato solo! Fa doppietta anche lui. Assist man Lollo Cavaglià. 2-5. Alessio Salviato, bomber, il 10. Ci porta sul +3. A 3 dalla fine. Ma è ancora lunga. È ancora lunga. Sappiamo in questo sport può succedere di tutto. Alessio Salviato. Tutto solo in area, non può sbagliare. La mette sotto l'incrocio, incolpevole il portiere, ovviamente non poteva farci nulla. Doppietta di Lollo, doppietta di Salviato, il gol di Barbazza. Gran giocata intanto del numero 9 che se ne va via sulla destra, serve il secondo palo, Benetton che calcia, trova Brugnolo, poi commette fallo su Nascimben. Nicolazzi veramente uno dei migliori dei suoi, oltre ad Almeida, è dappertutto Nicolazzi, veramente molto bravo, il loro numero 9 che ha anche segnato il gol del 2-3. Non va a buon fine lo scambio tra Barbazza e Furla. Poi c'è un altro fischio del direttore di gara, forse c'è un altro fallo ancora, terzo fallo, no, forse 2. Vediamo, il direttore di gara corregge il punteggio dei falli o del risultato, non si capisce da qui. 3-2. Non capisco da qui, con la scusa che c'è il tabellone. 5-2 il punteggio, 2-2 i falli. 5-2 il punteggio, per noi dei gol, 2-2 i falli, quindi 2 falli cumulativi, gli ultimi 2, uno per parte. L'esordio di Bayram che adesso non riesce però ad arpionare questo pallone, occhio all'angolo, battuto con una svirgolata però poi del numero 21. L'esordio in Coppa, se non vado errato, per Ilias Bayram, aveva esordito in campionato a Moniego la seconda giornata. Siamo a 1 minuto e 20 alla fine, non ci sono time out, non so se ci sarà un minuto di recupero, vediamo la decisione del direttore di gara.
Siamo in campo quindi con Bayram, Furla, Salviato, Nascimbene e Barbazza. Eccolo qui, Barbazza, spalle alla porta, vince un rimpallo, poi la rimessa laterale per noi. 40 secondi alla fine del match, punteggio di 5-2 per i nostri ragazzi. Non so se venga segnalato il recupero oppure se non ci sarà proprio. 30 secondi, rimessa laterale in zona difensiva. Secondi, ovviamente si corre il tempo anche a gioco fermo. Non vedo time out. Barbazza intanto, Furla al tiro chiuso, ancora Barbazza, Salviato, l'arbitro lascia andare, finisce qui adesso il timer. Vediamo Furla, finisce qui la gara. 3 punti importantissimi per noi, vince il Martellago per 5-2. Grazie a tutti per averci